Ben ritrovate, ben ritrovati. Siamo in diretta sulla pagina Facebook del Cantiere delle Donne. E che cosa faremo nei prossimi 60 minuti? Abbiamo organizzato un incontro informativo sulla legge 194, sostanzialmente quella legge che garantisce il diritto della donna all'interruzione della gravidanza. È stata emanata nel 1978, ma è una legge che, pur essendo stata emanata ben 46 anni fa, siamo quasi oltre mezzo secolo, siamo quasi oltre mezzo secolo, insomma non oltre, continua però ad essere un argomento di grande interesse e di grande attualità. Ma noi in questo webinar, che è stato patrocinato dall'Ordine delle Psicologhe e Psicologi del Veneto, faremo un viaggio dal 1930 ai giorni nostri. Non spaventatevi perché il viaggio è molto lungo, ma noi, le nostre relatrici e il nostro relatore, hanno una potente macchina che è quella della, diciamo, la capacità di sintesi e la ricchezza di contenuti. Sarà un viaggio interessante, quindi restate con noi. Vi presento subito Francesca Gislon, avvocata e consigliera del Cantiere delle Donne. Buonasera. Lucia Basso, esperta in politiche di genere, ma tanto e tanto altro, vero Lucia? Riccardo Varsotti, psicoterapeuta, sessuologo, responsabile dell'unità operativa semplice, consultori familiari e tutela dei minori, distretto est, AUNS Berica, 8 Berica. Quindi abbiamo, diciamo, un panel di relatori che ricoprono tutte le figure che possono in qualche modo spiegare gli aspetti di questa legge. Partiamo con l'inquadramento storico, legislativo, giuridico che ha portato a questa legge con l'avvocata Gislon. Ma intanto le chiedo, com'era il clima negli anni 70? Il clima negli anni 70 adesso lo descriviamo. Diciamo che è interessante inquadrarla perché credo che si possa capire anche meglio poi il significato che ha avuto e soprattutto la particolarità di questa legge, come lo sono le leggi che toccano degli argomenti attenenti alla morale, ancora prima che il diritto, alla sensibilità delle persone. Allora, quando mi avete chiesto il titolo di intervento, ho detto, guarda, io potrei dire dal delitto di aborto al referendum del 1981. Perché? Perché fino alla legge 194 del 78 il nostro codice penale prevedeva e puniva il reato di aborto indifferentemente dalla condizione, modalità o motivo per cui fosse praticato. C'era un gruppo di norme che andava dall'articolo 145 al 533 seguenti, che addirittura nell'inquadramento originario era nel titolo secondo, libro decimo, reati contro la stirpe, e prevedeva l'articolo 545 puniva il procurato aborto con una pena dai 7 ai 10 anni, ma il 546, che poi è l'articolo su cui si è concentrata la prima sentenza della Corte Costituzionale, prevedeva l'ipotesi in cui una persona avesse aiutato una donna ad abortire e prevedeva una pena per entrambe le parti dai 2 ai 5 anni. E prevedeva anche che nell'ipotesi di procurato aborto autonomo da parte della donna la pena fosse tra l'1 tra 1 e 4 anni. Inoltre, e qui mi soffermo perché poi ci riflettiamo un attimo, c'era l'articolo 553 che prevedeva, puniva come reato ogni divulgazione di pratiche contraccettive o tanto peggio di applicazione. Quindi questo, diciamo, è il quadro normativo in cui ci muoviamo. Però è anche vero che questo appunto è un tema di sensibilità sociale, di impatto di coscienza, di orientamenti, e adesso guardando la storia di questa legge capiremo che proprio non c'è un partito, perché si pensa a volte che ci sia uno schieramento più, uno schieramento meno. In realtà poi i risultati proprio dei voti dei parlamentari, ancora prima del referendum, hanno dimostrato che è trasversale. È un argomento brutto, è una parola brutta, evoca situazioni brutte e quindi parlarne non è facile. Ma che cosa succede negli anni 60? Negli anni 60, siccome sono frequenti i casi di cronaca in cui una donna come conseguenza dell'aborto perde la vita, i giornali cominciano a parlarne più diffusamente e inizia un attimo di dibattito sul tema, seppur molto edulcorato. Nel frattempo, in ambito internazionale, cominciamo ad avere una forte spinta verso la liberalizzazione dei diritti delle donne, cominciamo ad avere un dibattito, per esempio la Gran Bretagna già negli anni 60 adotta una legge che prevede l'interruzione volontaria di gravidanza, ma non solo su questo, su tanti altri diritti delle donne. E quindi diciamo che incomincia un certo fermento, ma il tema rimane scabroso e quindi insomma viene affrontato
malvolentieri, ma la riprova è che a un certo punto, anche perché nel frattempo negli anni 60 cominciamo ad avere la pillola, cioè viene commercializzata, in Italia ovviamente è vietata, ma cominciamo ad avere tutto un progresso, non soltanto di coscienza, ma di scienza e di approccio ai diritti. Tant'è che la Chiesa, che è attenta a quelli che sono i temi, no, più del sociale oppure di certi dogmi che coltiva, già verso la fine degli anni 60 vede un intervento di Paolo VI che in una sua predica dice che non bisogna diminuire il numero dei commensali al banchetto della vita. A questa sua indicazione segue poi l'enciclica Umane Vite del 68, che è appunto un'enciclica particolarmente rigorosa nel ribadire il dono della vita e tutto quello che ne consegue. Quindi incominciamo a vedere, insomma, delle prese di posizione. Ovviamente prese di posizione sia a favore sia contrarie. A favore abbiamo i movimenti delle donne, abbiamo innanzitutto la ricerca, insomma, l'inchiesta che ha fatto il settimanale Noi Donne, che è l'organo ufficiale dell'UDI, dell'Unione Donne Italiane, che a un certo punto, ovviamente con un ambito di ricerca limitato a quello che può essere un'indagine di un settimanale, comincia a vedere che i numeri delle donne che dichiarano di aver praticato una interruzione volontaria di gravidanza non sono così pochi, ma soprattutto c'è l'Istat che fa delle rilevazioni e sono sempre rilevazioni o di situazioni che sono andate molto male o che comunque hanno avuto dei risvolti tragici, e nel 59, andate a vederlo perché anche io sono rimasta stupita, c'erano circa 118.000 casi di interruzioni volontarie di gravidanza in Italia. Nel 72 siamo arrivati a 141.000, quindi ci sono dei numeri importanti che non solo sono i numeri, sono persone, sono famiglie, sono coscienze appunto che questo tema o l'hanno vissuto o l'hanno incrociato, ma comunque non è così, come posso dire, indifferente, estraneo alle loro vite, non le tocca. Poi dobbiamo tenere presente che gli anni 70 per l'Italia sono un momento di rinascimento forse per il tema della famiglia e delle persone. Perché? Perché nel 70 viene approvata la legge sul divorzio che ha subito anche lei 2 referendum che però non hanno portato all'abrogazione, e anche se noi andiamo a vedere il numero dei voti della Camera e del Senato sulla legge sul divorzio, troviamo più o meno lo stesso scollamento molto piccolo, quindi non corrispondente ai 2 archi del Parlamento che votano, che troveremo poi per la 194. 1970 è l'anno dello Statuto dei lavoratori. Il Statuto dei lavoratori c'è stata una rivoluzione, soprattutto perché dà la possibilità anche alle donne di pretendere, dopo ci ha voluto tempo, ma insomma abbiamo avuto una codificazione. Il 75, con la legge 151, la riforma epocale del nostro diritto di famiglia. I coniugi hanno stessa dignità all'interno della famiglia, non c'è più la potestà maritale, i figli sono figli di entrambi, lo sapevamo, ma li educano e hanno la responsabilità condivisa. E poi sempre nel 75, e credo, adesso la Lucia magari è più ferrata in questo, ma credo che la legge 405 sui consultori non poteva che essere il corollario della 151 sulla famiglia, perché la nostra Costituzione, articolo 30, promuove e tutela la famiglia, ma se poi le persone non hanno un sostegno di istituzione e una politica sociale che porta a sostenere la famiglia, possiamo scrivere parole vuote. Ma soprattutto io volevo, adesso vi riporto uno dei tantissimi processi che si sono susseguiti negli anni in Italia nei confronti non solo di chi ha praticato aborti non consentiti, illegali, anche sarebbero oggi così, infatti la legge 194 non è che consente una pratica indiscriminata, ma di donne che si sono trovate in situazioni che adesso sono disciplinate dalla legge. Per esempio, parlando di Padova, del nostro tribunale penale, nel giugno del 73 esce la sentenza sul caso della Gigliola Pierobon, scusate. La Gigliola Pierobon era una ragazza di San Martino di Lupari che 6-7 anni prima, all'età di 17 anni, si era trovata incinta e ha praticato un'interruzione volontaria a gravidanza, fatta ovviamente da una persona che forse non aveva neanche insomma, competenze e abilità, comunque insomma molto sofferto anche fisicamente, poi si è sposata dopo un paio d'anni, ha avuto un bambino. Quando era già mamma di questo bambino, sposata a 4 anni, è stata fatta oggetto di un procedimento penale perché
che la persona che aveva praticato questa interruzione di gravidanza nel frattempo era stata indagata per altre cose, ci è finita dentro anche lei. Quindi la situazione paradossale era, fra l'altro, perché reato perseguibile d'ufficio, notizia di reato, quindi si procede, situazione paradossale perché lei non solo era maggiorenne, aveva già 21 anni che servivano, aveva avuto un altro figlio. Durante il processo viene fatta oggetto di perizie mediche per verificare non si sa cosa, a questo punto, visto che erano passati gli anni, viene indagata la sua vita e alla fine questo processo come si conclude? Salomonicamente da parte del Tribunale di Padova, perché nel frattempo si erano smosse coscienze e problemi, perché il Tribunale di Padova applica il perdono giudiziale. Il perdono giudiziale è una forma particolare di estinzione del reato che può applicarsi soltanto nei processi che riguardano minori ed è praticamente una estinzione dovuta al fatto che la persona era giovane, in età e volta al recupero sociale. Però anche da questa sentenza, come da molte altre, continua a montare un sentimento che sinceramente non è solo, cioè è proprio, nasce, per quello che posso capire io, proprio dalla volontà di disciplinare un fatto che comunque accade male, che comunque è doloroso e quindi evitare che sia una giungla. Tant'è che la prima proposta, e questo è un dato un po' di colore visto nel 2024, ma la prima proposta del socialista, di Loris Fortuna, che era del Partito Socialista, chiede appunto che venga consentita quando c'è un insindacabile parere medico che dice che c'è un pericolo per la salute psichica o fisica della donna, oppure il rischio di malformazione, però rimane messa lì così. Allora, per capire un attimo il clima, però dobbiamo anche tenere presente una cosa. Gli anni 70, in particolare tra il 73 e il 78, poi vabbè c'è stato tutto il terrorismo eccetera, ma sono gli anni del compromesso storico, cioè sono quegli anni in cui la sinistra cerca di avvicinarsi alla democrazia cristiana, cerca di raggiungere un'unità anche perché era impredicato il nuovo concordato, quindi si cercava un'unità nazionale che consentisse poi la contrattazione per il nuovo concordato. Questo cosa significa? Significa che se pensavamo che magari, non so, il Partito Comunista Italiano fosse molto più favorevole all'aborto, non era così, incontrava le stesse resistenze e le stesse discussioni che molto meno c'erano anche all'interno della DC. Se non che cosa succede, come sovente accadeva e accade in questo paese? Sono i giudici che devono a un certo punto prendere atto che c'è una necessità, che ci sarebbe bisogno di una legge e quindi devono intervenire con una sentenza e sostanzialmente dire al nostro Parlamento muovetevi a legiferare. La Corte Costituzionale nel 71 aveva già abrogato il 553 sul divieto della contraccezione. Nel 75 va una sentenza storica perché sempre nei confronti di una donna che aveva chiesto, cioè voleva praticare l'interruzione volontaria di gravidanza perché rischiava fortemente la salute per delle patologie pregresse, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo che sancisce appunto l'illegalità dell'interruzione, laddove non prevede che ciò possa farsi quando in un bilanciamento di interessi costituzionali, quindi diritto alla salute e alla vita della madre e gravidanza in essere con rischio alla vita, deve essere fatto e deve essere prevista la possibilità nella legge di farlo. Nel frattempo abbiamo le elezioni politiche, il quadripartito va sotto in maggioranza, cioè si va. Però c'è tutto un movimento, sia del Movimento per la Vita, sia dell'UDI, del Movimento di Liberazione delle Donne, ma sia proprio della coscienza popolare di questo paese, e vi inviterei ad andare a vedere, lo dicevo prima ai miei colleghi relatori, gli spezzoni della RAI, che c'è ancora l'aquilotto dell'Istituto Luce, che mi hanno lasciata così perché sono di una proprietà, libertà e imparzialità di linguaggio che adesso a volte facciamo fatica un po' a trovare. Comunque siamo in questi anni 70, a un certo punto vengono presentati ben 5 disegni di legge che sostanzialmente però, adesso vi riassumo velocemente, ma sono molto simili. Se non altro, allora, prima di tutto il nostro paese non ha mai ipotizzato una legalizzazione tout court senza nessun paletto dell'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi sono tutte leggi che mirano a disciplinare i casi in cui non c'è il divieto ma si può applicare. E certo non c'è ancora una coscienza di autodeterminazione della donna, ma comunque la prevedono. Solo che vi voglio dire, ma velocemente, che PSI
e PC chiedono che ci sia la decisione non sia della donna ma di 2 medici autorizzati, di un medico che esegue il PSI e il PC di un assistente sociale. La DC vabbè, non presenta nessun progetto, il PSD dice una decisione della donna e così il PRE, quindi capite che è ancora tutto insomma un po' in fieri e si va un po' a tastoni. Vi do un dato di storia. L'esecutivo Moro, che era l'esecutivo in carica nel momento in cui si affrontano questi disegni di legge, si astiene dal dibattito e dagli accordi parlamentari perché la definisce una questione di coscienza individuale. Allora, forse se ne è lavato le mani come Pilato, però forse è stato un atto di intelligenza politica quello di capire che era una cosa che andava oltre gli schieramenti partitici. Poi, siccome appunto ribadisco, la realtà incalza i giudici che a loro volta incalzano i legislatori, vi ricordate che nel 76 ci fu la fuoriuscita di diossina dallo stabilimento ICOMS di Seveso. A seguito di questa disastrosa fuoriuscita ci furono un sacco di persone che non subito ma negli anni persero la vita a causa di malattie contratte e soprattutto veniva si temeva un forte rischio di malformazione, come poi si è verificato, ci sono stati moltissimi aborti spontanei nel feto delle donne che erano già in stato di gravidanza. Quindi viene chiesta a gran voce la possibilità, almeno per queste donne, di effettuare una scelta, cioè di effettuare, non di essere obbligate a farla, ma di poterla fare. E segue un forte dibattito in Parlamento. Una delle voci che si levarono più a sostegno di questa libertà per queste donne di scegliere è stata quella di Susanna Agnelli, che era del Partito Repubblicano, e quindi insomma anche questo serve per spingere un po'. Quindi viene approvata la 194 che, come giustamente si diceva sempre prima, non è la legge sull'aborto, cioè la 194, il titolo di questa legge sono le norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza. E all'articolo 1 c'è il manifesto del pensiero di quello che devo dire era veramente uno stato sociale pur con i limiti delle contrapposizioni e degli interessi politici, perché dice: lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi sociosanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. Dopo ve ne parlerà meglio Riccardo, anche Lucia, quindi è una legge che ha. La legge poi, se ricordate, reca tutta una parte anche sull'obiezione di coscienza. Io la cito solo perché appunto quando parlavo di quegli illeciti che ancora si mantengono, c'è ovviamente quello del medico obiettore di coscienza che però la pratica al di fuori delle strutture sanitarie. Allora, cerco di concludere perché sono quasi alla fine. Allora, fuori dalle mura del Parlamento, non è che questa che già non era tanto contento, non è che proprio la metà del mondo cattolico fosse soddisfatta di questa 194. Infatti Papa Giovanni Paolo II, perché andiamo avanti con gli anni, promuove la giornata annuale a difesa della vita e Comunione e Liberazione promuove una raccolta per il referendum che raccoglie 2 milioni di firme. Nel frattempo la raccolta di Comunione e Liberazione vede anche la raccolta da parte del Partito Radicale, altri partiti di area di sinistra che raccolgono. Allora, il referendum, voi sapete che è uno strumento per abrogare una legge che c'è già, necessita di una serie di firme, il quesito passa al vaglio della Corte Costituzionale e poi se ci sono passa e si fa il referendum. Il referendum presentato dal Movimento per la Vita conteneva due quesiti, uno cosiddetto massimale, cioè abrogazione totale della legge, che Riccardo non è passato proprio perché la legge non era concentrata solo, e poi perché i referendum abrogativi devono comunque indicare la strada, cioè quello che non va bene. E poi invece un altro sulla scia di quella che era stata quella sentenza della Corte Costituzionale che vi avevo detto, quindi sostanzialmente nei casi di danno grave per la donna, eccetera. Quindi nel febbraio del 1981 si vota. E allora, a parte l'affluenza, che adesso ci sembra una cosa da
la fantascienza, perché va a votare il 79,41 degli aventi diritto, e tutti probabilmente ancora vestiti bene e così consci di cosa facevano. C'è da dire che il referendum del divorzio, il primo, mi pare che ha votato quasi il 90% degli aventi diritto, però questa è la testimonianza che sono temi, insomma, sentiti dalla popolazione. E comunque non passa il quesito del Movimento per la Vita, che colleziona il 68% di no e il 32% di sì. Non passa il quesito dei radicali, 88% no e 11% sì, e quindi rimane la 194. Quindi diciamo che se poi guardiamo anche il panorama internazionale, dove ci sono dei paesi che hanno adottato delle legislazioni, però molti altri hanno arrancato dove, secondo me è importante, quando parliamo di questa legge, capire il contesto sociale in cui è stata partorito, il contesto storico e il contesto giuridico, ma soprattutto non perdere mai di vista che questa, come tutte le questioni che hanno a che fare con la morale, sfuggono a logiche partitiche e hanno più a che fare con l'umanità che c'è dentro di noi, che a volte quando siamo collettività perdiamo, no? Ma poi quando dobbiamo fare una scelta così, diciamo, beh, magari io non la farei, però quello forse la può fare, oppure no, io proprio sui miei principi non ci posso passare. Ecco, scusate, ho fatto anche veloce, ma avrei finito, Lisa. Allora, grazie all'avvocata Gislon. Ci siamo resi conto poi come la storia della legge sia fortemente intrecciata alla storia, al contesto storico proprio del paese, cioè, e poi colpisce molto come, appunto, come hai detto tu, sono temi sociali. Se sono andati a votare per il divorzio al 90% e 70%, adesso scusa e passa, non ricordo bene la percentuale, vuol dire e l'interesse per questa legge c'è ancora. Infatti Lucia Basso, adesso la parola passa a Lucia Basso, che è una profonda conoscitrice delle politiche di genere, ma come dicevo e tanto altro, ci tengo anche a dire che è anche presidente della Casa delle Donne di Padova, una nomina fresca, ma è stata presidente di tante cose davvero, quindi conosce molto bene anche il mondo, diciamo, femminile e anche le battaglie, tutto quello che è stato fatto per i diritti. Lucia, la conoscenza è lo strumento per scegliere consapevolmente e liberamente. Tu c'eri, hai vissuto il contesto, diciamo, in cui è stata generata questa legge, sei una testimone diretta e raccontaci anche la modernità delle donne del 1978-77. E non solo, ecco, quello che naturalmente, quello che hai da dire anche. Sì, io vorrei fare una... Mi sentite bene? Sì. Sì? Bene. Un accenno anche al perché noi oggi, no? Grazie al cantiere, ci rimettiamo a raccontare, ad ascoltare, ad approfondire il tema dell'aborto e della legge 194. Perché c'è stato un fatto che ci ha un po', no, sollecitato a dire quanti di noi conoscono, hanno approfondito, quindi è bene sapere. Il fatto è questo, che nell'aprile di quest'anno c'è stato un decreto che nel PNRR all'articolo 44 con un emendamento facilita e iscrive insomma le regioni che possono usare fondi destinati alla sanità, quindi per tutti i servizi sociali, sanitari, eccetera, ad organizzare nei consultori la presenza di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità, quindi molto mirato, no? Quindi è rivolto, hanno fatto già delle convenzioni delle regioni al movimento pro-life che dovrebbe entrare nei consultori e operare proprio come gli operatori pubblici, quindi interventi medici, psicologici. Noi temiamo anche che, come dire, il loro operato tenti di convincere le donne a non richiedere l'interruzione della gravidanza. Però prima di entrare nel merito di questa cosa, visto che si rivolgono direttamente ai consultori, poi avremo un testimone insomma attivo, ci racconterà bene come funzionano, a me viene in mente però di andare subito a verificare come stanno
i nostri consultori. Intanto quanti ne abbiamo in Italia, no? La legge prevedeva e raccomandava che ce ne fosse uno ogni 20.000 abitanti. Ne abbiamo in Italia uno ogni 35.000. Pensate che il Veneto, con la sua sanità, il sociale così molto espanso, diciamo, ne ha solo uno ogni 40.000. C'è un altro fatto importante, che è quello che quando è nata con la legge 405, eccetera, il consultorio aveva previsto di funzionare attraverso un'equipe multidisciplinare, professionale, no? Ginecologi, ostetriche, psicologi, assistenti sociali avrebbero preso in carico i casi, discussi e trovato qual era l'intervento migliore sociosanitario, eccetera, per rispondere ai bisogni della donna, ma anche della famiglia. Si chiamano consultori familiari, no? Un'altra questione che riguarda, quando parliamo di questo tema, quindi della legge 194, è la questione dei medici obiettori. Quindi sapere come stiamo oggi, no, a numeri è molto importante. Per esempio, a livello nazionale noi abbiamo 7 medici su 10 che sono obiettori. Pensate che al sud in alcune zone sono 10 su 10, quindi per cui è impraticabile nelle strutture pubbliche l'interruzione di gravidanza. Bisogna però, ecco, a favore dei medici ricordare che i non obiettori sono molto vessati nelle strutture sanitarie e sono davvero catalogati come medici di serie B. Ma allora, i movimenti pro-life, no, dentro a questa situazione consultoriale, no, riusciranno a garantire la libera scelta che la legge 194 aveva previsto per la donna? O ci sarà un ritorno purtroppo all'aborto clandestino, all'aborto farmacologico? Non lo so, sono domande che io mi faccio e che vi pongo sul terreno, no? Poi l'altra questione è: funzioneranno meglio i consultori familiari che sono in queste situazioni anche di scarsità proprio di dotazione organica, quando avranno dentro di loro, no, nella propria struttura, le associazioni dichiaratamente anti-abortiste con le quali dovranno collaborare? Ecco, allora io penso che è difficile rispondere a queste domande. Una cosa però so per esperienza, che quando noi ci rivolgiamo a un utente e proviamo a convincerlo con, come dire, atteggiamenti che creano paura, con delle pressioni psicologiche o con un condizionamento, con la colpevolizzazione, io lo so per esperienza, è difficile produrre consapevolezza e aumento della libertà personale. Poi ai miracoli no, non c'è mai, come dire, chiusura, potrebbe essere. E neanche questa pratica che alcune dei consultori mi raccontano, che vengono dati 100 euro ad ogni donna che chiede di essere accompagnata all'interruzione volontaria per aiutarle economicamente e anche, come dire, per convincere. E non ti si sente, Lucia? Abbiamo probabilmente inavvertitamente, forse è stato premuto, disattivato l'audio, ma adesso ecco, perfetto. Ho detto che la legge 194/78 poneva come discrimine la scelta dell'interruzione volontaria della gravidanza proprio per la salute psicofisica delle donne. Questa era una questione centrale. Pensiamo a tutte le cose dette da Francesca adesso nel panorama di quando la legge 194 è stata promulgata, eccetera, erano i giorni del sequestro e dell'uccisione di Aldo Moro. Pensate il turbinio politico che c'era in quel periodo. Però, giustamente, come già ricordato, in quegli anni i dati sugli aborti clandestini erano incredibili, stimati 3-4 milioni all'anno in Italia. Le donne che morivano, è stato ricordato prima, no, per aborto clandestino o per i suoi effetti
del procurato aborto senza le regole sanitarie erano stimati in 20.000 donne morte all'anno. Naturalmente le pratiche abortive effettuate erano quelle della vicina di casa, della mammana, sono ricordati i ferri da calza, il prezzemolo, eccetera, oppure a pagamento con qualche medico compiacente che, sapendo bene che stava facendo un reato penale, le faceva lo stesso. Allora, che cosa è accaduto in quel 78? Perché, diciamo, la politica è stata così costretta, convinta a promuovere, a promulgare questa legge, perché in Italia, come ricordava Francesca, in quegli anni i movimenti femministi, attraverso cortei e manifestazioni settimanali, no, rivendicavano l'aborto libero, gratuito e assistito. Avevano fatto anche un altro passaggio: essendo un reato penale si erano autodenunciate dichiarando tutte abbiamo abortito. Lo ricordava prima Francesca, i radicali con l'AIED intervenivano anche concretamente poi, ma loro per esempio sfidavano lo Stato praticando aborti clandestini in strutture protette, chiedevano fortemente la depenalizzazione. Ecco, e in quegli anni ricordo molto bene le 2 irruzioni che le forze di polizia hanno fatto in questi centri di assistenza per l'interruzione volontaria a Trento e a Firenze. Hanno arrestato le donne ancora sanguinanti e tutta la struttura, i medici, gli strumentisti, eccetera, che stavano eseguendo. Ecco, diciamo che finalmente nel 78, dopo questo preambolo di pressione politica del movimento delle donne e di questa rottura proprio, una sfida legale che i radicali avevano fatto, finalmente abbiamo una legge che teneva conto, secondo me una buona legge, delle sensibilità politiche ma anche delle convinzioni etico-religiose del tempo. Pensate che l'effetto importante dell'applicazione di questa legge è stata che le interruzioni volontarie sono calate del 71%. Perché, direte? È perché tutto il lavoro dei consultori, questo era il pezzo, diciamo, di prevenzione della gravidanza indesiderata. La prevenzione dell'aborto non esiste, esiste la prevenzione del fatto che tu resti incinta quando non lo desideri. Quindi tutti gli anticoncezionali, l'educazione delle coppie, una sessualità condivisa, eccetera. Poi ne parlerà il collega. Ecco, quindi la legge ha questa potenza che è il diritto alla procreazione cosciente, riconosce il valore sociale della maternità che deve essere libera e consapevole. Altrettanto consente alla donna di accedere all'interruzione volontaria nel rispetto della sua dignità e riservatezza. Ma che cosa succede nel momento in cui la legge viene emanata e promulgata? Il movimento delle donne, sto parlando di Padova adesso, Veneto, ma in particolare Padova, perché è l'esperienza che ho vissuto direttamente, il movimento femminista e delle donne in genere comprendeva anche il gruppo donne ospedaliere, di cui ero parte, diciamo, effettiva. Ecco, e cosa abbiamo fatto? Abbiamo effettuato il controllo, io lo chiamo politico, dell'applicazione corretta nei consultori prima rispetto per esempio alla certificazione, no, della stato di gravidanza e la certificazione per poter accedere poi negli ospedali. Quindi abbiamo fatto controllo nei pronto soccorso ostetrici, nei reparti di ostetricia ginecologia e via via, no? Perché ricorderete che la tempestività, no, la certificazione e la tempestività dell'intervento ospedaliero chirurgico doveva avvenire entro i 90 giorni. Superato quel limite, come dire, non era più consentito, sempre nel rispetto della salute. Che cosa è accaduto? È accaduto un tacito
lo dico così, insomma, ostruzionismo della corretta applicazione da parte delle istituzioni sanitarie, tacito nel senso che non era molto evidente, mentre c'è stata un'opposizione manifesta da parte del personale sanitario, non tutto naturalmente, ci mancherebbe, ma quelli che potenzialmente non potevano fare l'obiezione di coscienza. Sapete che la legge prevede, può obiettare chi direttamente interviene nella scelta, diciamo, dell'interruzione volontaria, ma chi pulisce i pavimenti, chi porta la colazione, no? Il pranzo ai pazienti, in questo caso alle donne ricoverate che richiedevano l'interruzione, non può obiettare. Accadeva proprio questo, per fare qualche esempio, insomma, così semplice, che appunto venivano saltate nel turno del consegna del cibo, come se no, per punizione queste non avessero dovuto mangiare, oppure le insultavano, le umiliavano, qualcuno qualche frase potente, insomma, l'aveva detta, o la cosa peggiore è stata quella di farle mettere nel letto vicino, nella stessa stanza dove c'era la madre che aveva appena partorito, quindi aveva il neonato con tutti i parenti che festeggiavano, eccetera. Queste pressioni psicologiche molto potenti, molto forti, hanno fatto sì che molte si siano allontanate, diciamo, dall'ospedale senza fare l'interruzione. Pensate che è accaduto anche un unico caso, per fortuna è fermato immediatamente, di un tentativo di stupro nei confronti di una di queste donne ricoverate che attendevano l'interruzione. Tutto ciò e tanto altro è stato denunciato naturalmente alle autorità competenti, è stato denunciato alla pubblica opinione attraverso TV, giornali. Eravamo molto attive, come dice Francesca. Il linguaggio era molto... Ecco, e poi abbiamo fatto presidi permanenti di fronte ai pronto soccorsi, di fronte ai cancelli dell'ospedale con i cartelli, eccetera, eccetera, no? Ecco, dovete sapere che con questa pressione politica la ULSS ha istituito una commissione, si chiamava Commissione Utenza, con una delibera formale per poter dialogare con le donne della città e per poter applicare al meglio, perché c'era un controllo ferreo. Ma le vere pressioni politiche, quelle più difficili, sono state quelle esercitate dal Movimento per la Vita, la quale ha presentato richiesta ed ha avuto una delibera dall'US 21 di entrare nel pronto soccorso ostetrico e nei consultori. Stessa cosa che sta accadendo adesso, no? Dovete sapere che c'era anche una pressione politica a livello istituzionale. Le donne consigliere regionali presenti hanno fatto delle interrogazioni. Alcune donne di Padova hanno fatto un ricorso al TAR. Sto finendo, è troppo lunga il mio intervento? No. Siamo purtroppo i tempi dei webinar sono tiranni. Finisco, 2 minuti, finisco. 1 minuto. Allora, questa convenzione prevedeva un'ingerenza con gli operatori dei consultori perché entravano con le stesse funzioni, la sovrapposizione dei compiti, era poi perché avevano scelto solo un'associazione del no profit e per esempio non l'AIED, poi il costo pubblico del pagamento di tutta l'informativa, il DEPIA, del centro aiuto alla vita andava in carico ai costi sanitari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è solo cambiato il nome di chi ha la convenzione. Prima si chiamava Centro Aiuto alla Vita, adesso si chiamano ProLife. Mi fermo. Lucia, grazie per questo excursus che davvero è una testimonianza diretta, insomma, magari qualcuno di noi l'ha letto, però insomma tu hai vissuto queste cose. Allora, di consultori abbiamo già diciamo anticipato qualcosa, degli accenni che aprono la strada adesso al dottor Bassotti. Ecco, allora ci chiediamo, e credo che se lo chiedono anche chi ci sta seguendo, ecco, il consultorio a proposito di assistenza a chi deve prendere delle decisioni in un senso o nell'altro. Poi il ruolo dello psicologo credo che sia ampiamente, come dire, coinvolto in tutto questo. Prego, dottor Bassotti. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e un ringraziamento al Cantiere delle Donne e alle colleghe che mi hanno preceduto per questa opportunità che appunto è quella di poter raccontare
quali sono le attività del consultorio familiare. Inizio subito dicendo che sono perfettamente d'accordo sul fatto che dal punto di vista delle risorse abbiamo assistito nel corso degli anni un depauperamento delle risorse che lavorano all'interno dei consultori familiari. Cioè, nonostante mi sento di essere portavoce di un gruppo di colleghi e di lavoratori che continuano ad operare con grande anima e con grande motivazione e volontà. Riciterei, per quanto la strada ovviamente sia stata ben asfaltata, insomma, no? e come dire indirizzata dalle colleghe precedenti, quello che è appunto il prologo, no? Che è riportato nell'articolo 1 della legge 194, perché credo che questo mi permetta ulteriormente di agganciarmi su tutte quelle che sono le attività che il consultorio familiare svolge a fronte della legge 194 ad oggi. E quindi il fatto che lo Stato debba garantire il diritto della procreazione cosciente e responsabile e soprattutto, come già dicevano le precedenti relatrici, riconoscere il valore sociale della maternità e la tutela ovviamente della vita umana dal suo inizio. Questo lo dico perché tante volte la 194 dal punto di vista mass mediatico, come avete già ben ampiamente detto, rischia di essere catalogata come la legge sull'aborto. In realtà è una legge sulla, come dire, sulla procreazione, sull'accompagnamento alla procreazione cosciente e responsabile sotto tutte le sue sfaccettature. Di conseguenza il rischio è che consultori familiari vengano individuati come quella sede dove si esplica solamente questo tipo di attività, scordandoci invece di tutte le altre attività che ora spero di riuscire in maniera abbastanza rapida ad elencarvi. A fronte di questa legge, appunto, lo Stato, le regioni, gli enti locali, la pubblica amministrazione sono state chiamate a istituire dei servizi sociosanitari che avevano proprio il compito e hanno tuttora il compito di eseguire quanto disposto dalla legge citata. Il consultorio familiare, innanzitutto, è bene precisare che è un servizio sociale a cui si accede senza impegnativa. Quindi questo è già, secondo me, un aspetto veramente importantissimo. È un servizio che è composto da un'equipe multiprofessionale che vede al suo interno diverse professioni che devono integrarsi tra di loro. Sono professioni quali quella dell'ostetrica, del ginecologo, dell'assistenza sociale, dello psicologo, dell'educatore professionale, dell'OS, delle figure amministrative. Tutte queste figure professionali concorrono a cercare di dare risposta a tutta quella fascia della popolazione che va dai 14 anni in su. L'avvocato vedo che dice di sì con la testa, nel senso 14 anni, dico semplicemente perché comunque secondo la legge italiana l'età in cui viene fissata la maturità sessuale, la decisione diciamo della propria sessualità, insomma. Ecco. Il suo compito, il suo obiettivo fondamentale è quello sì di tutelare la salute della donna, del nascituro, ma anche di fornire assistenza e cura sia all'individuo, sia alla coppia, sia alla famiglia, nelle varie tappe che ognuno di noi, varie tappe evolutive che ognuno di noi affronta, dal momento della gravidanza, per citarne alcune, di quelle un po' più salienti generalmente, la gravidanza, la nascita dei figli, la fase quando i figli diventano adolescenti, la costituzione vera e propria della coppia e la dissoluzione della coppia, quindi attraverso la separazione, il divorzio, e ovviamente anche poi, ahimè, tutti gli eventi dolorosi che possono essere rappresentati da lutti. L'obiettivo comune è quello di promuovere stili di vita responsabili in ordine alla sessualità e alla procreazione. E per fare questo, il consultorio familiare, qua apro un inciso e lo chiudo velocemente, se avesse più risorse lo farebbe in maniera ancora più ampia, insomma, però comunque cerca e lo fa di fatto, continua a svolgere tutta una serie di attività che innanzitutto sono rivolte alla fascia giovanile. Quindi per fascia giovanile, tanto per intenderci, la colloco nel range di età tra i 14 e i 21 anni di età. E come si declinano queste attività? Si declinano attraverso degli incontri del personale del consultorio familiare all'interno degli istituti scolastici, tendenzialmente all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, dove attraverso un gruppo di pari, attraverso la cosiddetta peer education, si cerca di fornire, diciamo, ai ragazzi tutta una serie di conoscenze in merito alla dimensione dell'affettività, alla dimensione della sessualità, affinché queste possano essere gestite in forma responsabile e consapevole. Questo ha l'obiettivo di prevenire ovviamente gravidanze indesiderate,
soprattutto in giovane età, ma ha anche a che fare con tutto il fenomeno della violenza di genere, che ahimè è un fenomeno che ci tocca tutti e siamo costantemente, come dire, chiamati nelle nostre coscienze rispetto a tutti gli episodi che insomma assistiamo, sentiamo insomma attraverso appunto i canali televisivi. Uno di questi progetti realizzato all'interno insomma dei consultori per cui lavoro, da parte delle colleghe, è un progetto che ha il nome di Affettivamente e che ha proprio il compito di andare all'interno delle scuole e fornire ai ragazzi che sono stati individuati queste conoscenze in modo tale che possano poi a loro volta trasmettere agli altri ragazzi, tendenzialmente come dire, ragazzi che sono abbastanza avanti nel percorso scolastico dell'istruzione secondaria di secondo grado, possono andare invece a formare i ragazzi che sono nelle prime classi. Un altro intervento dal mio punto di vista importantissimo è la costituzione all'interno dei consultori familiari di quello che viene definito lo spazio giovani. Lo spazio giovani, permettetemi di definirlo come una sorta di zona franca, mettiamo questi termini, è rappresentato dal fatto che ogni, diciamo, un giorno alla settimana, in una fascia oraria precisa, tutte le figure professionali che operano all'interno del consultore familiare sono a disposizione per un accesso libero di tutti quei ragazzi tra i 14 appunto e i 21 anni di età che ritengono di aver bisogno di indicazioni, consulenze. Nasceva in origine lo spazio giovani come un tentativo di risposta appunto sempre alle gravidanze indesiderate, quindi con la somministrazione della pillola del giorno dopo. In realtà appunto si è ampliato rispetto a tutte le tematiche che hanno a che fare anche sugli aspetti psicologici, ma anche sugli aspetti prettamente sociali. E è una finestra, dal mio punto di vista, importantissima, perché consente la possibilità ai ragazzi di accedervi, ora dico senza l'autorizzazione dei genitori, ma semplicemente perché si tratta di una prima approccio, di una prima consulenza, quindi una sorta di modo per rompere il ghiaccio. È ovvio che poi è in capo allo specialista che riceve la richiesta di consulenza del ragazzo o della ragazza, indirizzarlo nelle sedi opportune e soprattutto laddove c'è la necessità di una, come dire, continuità degli interventi, è necessario e fondamentale acquisire il consenso dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale se si tratta di minorenni. Però favorisce, come dire, un primo aggancio. Un altro strumento fondamentale è la costituzione di un sito, noi lo stiamo un po' riaggiornando, che è il sito Giovane 6, all'interno del quale appunto i ragazzi possono accedere e possono a loro volta fare delle domande in forma anche anonima rispetto a tematiche che appunto hanno a che fare sulla dimensione relazionale, la dimensione affettiva, la dimensione della sessualità, e alle quali poi gli esperti rispondono dando delle risposte che poi possono essere fruibili anche da altri ragazzi, non solamente dal diretto interessato che ha posto il quesito, la domanda. E questo per quanto riguarda la fascia più giovanile. Però ecco, tornando al discorso in origine, quello che mi preme sottolineare è che all'interno del consultore familiare sono importantissime le attività di assistenza a tutta la fase della gravidanza. Per esempio, all'interno del consultorio familiare c'è la possibilità di seguire quelle che tecnicamente vengono chiamate le gravidanze a basso rischio ostetrico. Quindi vi è la possibilità di un seguimento costante per tutta la fase pre, durante e dopo. Altro aspetto importantissimo sono i corsi di accompagnamento alla nascita, i cosiddetti, l'acronimo è CAN, corso di accompagnamento alla nascita, o post-CAN, che significa dopo la nascita. Sono incontri che sono gestiti prevalentemente dalla figura dell'ostetrica, ma che vedono la partecipazione anche delle altre figure professionali, tra cui appunto l'assistente sociale per quanto riguarda tutti i diritti a cui le donne che affrontano la maternità vanno incontro, e anche la figura dello psicologo che poi, come vedremo, insomma, ha degli obiettivi ben specifici. Oltre che anche la figura del pediatra per delle indicazioni rispetto ovviamente alla gestione dei neonati, e si declinano attraverso 8 incontri nell'ambito dell'accompagnamento alla nascita. Vado abbastanza veloce perché temo che se no i tempi, come dire, stringano. Ecco, quindi elenco, nel senso, dico vado veloce perché... Lei ha ancora il suo tempo, dottore. Okay. No, perché ovviamente per ogni attività che viene svolta all'interno di ogni incontro del corso di accompagnamento alla nascita bisognerebbe soffermarsi abbastanza. Quindi le elenco abbastanza velocemente proprio per poterle rappresentare tutte.
nella prima parte, nel primo incontro, è una presentazione ovviamente di quella che è il consultore familiare, dell'equipe, c'è la gestione del materiale che viene fornito appunto alle donne che sono appunto in attesa. Vengono appunto presentati i servizi, viene fornito tutte le informazioni rispetto alla donazione delle cellule staminali dal cordone ombelicale, per poi passare a un secondo incontro dove si entra più sugli aspetti fisiologici, no? Nel senso, quindi le modificazioni fisiologiche della gravidanza nel terzo trimestre, il vissuto della donna e l'aspetto endocrinologico, i movimenti fetali attivi, la preparazione del perineo con esercizi. Si passa poi a un terzo incontro dove si entra più nelle tecniche di rilassamento, respirazione, ascolto, il sentire il bambino, il sentire il proprio corpo, per poi proseguire con il quarto incontro dove ci sono le esperienze della respirazione con la musica, gli strumenti di rilassamento, l'esperienza del dolore e come gestirlo. Il quinto incontro invece si focalizza sull'analgesia naturale, quella peridurale e il travaglio. Il sesto incontro invece è la posizione per il parto, il puerperio e il dopoparto. Arriviamo poi al settimo incontro, che è quello invece che vede la presenza della figura dello psicologo. La figura dello psicologo ha come obiettivo quello di fornire degli stimoli per prepararsi all'assunzione dei propri ruoli genitoriali, quelli che giuridicamente potremmo chiamare l'esercizio della responsabilità genitoriale. E quindi si va a individuare la cosiddetta nascita della famiglia, la trasformazione del ruolo di donna, da donna anche mamma, gli spazi per la coppia e gli spazi per la famiglia, il ruolo del padre e ovviamente l'accudimento del bambino e la costituzione dell'attaccamento, perché non ci scordiamo che la partita evolutiva, diciamo così, per quanto riguarda gli stili di attaccamento, si gioca nei primi anni di vita. Dopodiché vi è l'ultimo incontro, che è quello che ha come obiettivo di focalizzarsi proprio sull'allattamento. Questo, ecco, per quanto riguarda il fornirvi un panorama relativamente agli incontri di accompagnamento alla nascita. Dopodiché ci sono anche gli incontri, come dire, post nascita, e quindi si parla sull'esperienza del parto, l'avvio dell'allattamento, l'accudimento del neonato, l'organizzazione degli spazi domestici. Da qualche anno a questa parte, e su questo apro un altro inciso che è dato dal fatto che la regione, lo Stato, insomma, sono molto attenti a quella che è la politica rispetto al sostegno della maternità, e quindi vengono erogati tutta una serie di finanziamenti che poi si traducono in progetti. Ce n'è uno che si chiama, che sintetizzo perché il titolo se no ci impiegherei 5 minuti per dirlo tutto, insomma, che in sintesi è un piano di sostegno alla natalità e alla neogenitorialità, ma recentemente vi è anche un piano operativo delle iniziative, lo leggo perché portate pazienza, confesso che non lo ricordo tutto per esteso, delle iniziative per la valorizzazione dei consultori familiari e il potenziamento degli interventi sociali. Tutti questi finanziamenti ci hanno permesso di costituire un ulteriore intervento che noi abbiamo chiamato, o meglio, che le colleghe che lo hanno creato, lo hanno chiamato, e io me ne faccio portavoce, Colazione Mamme, che ha avuto proprio l'obiettivo di raggruppare le mamme, ovviamente di bambini piccoli, insomma, in pochi mesi di vita, e condividere assieme dei momenti per poter, che possono sembrare, diciamo così, conviviali, ma in cui ci si scambia delle esperienze su come aiutare le mamme a stimolare dal punto di vista sensoriale i propri figli. Questo per quanto riguarda l'accompagnamento ovviamente alla gravidanza, ma nell'ambito dell'accesso ai consultori familiari si possono incontrare anche donne che decidono, come dire, di non essere pronte, decidono di non essere in quel momento in grado, di non avere le condizioni, insomma, ecco, per poter portare avanti la propria gravidanza. E quindi anche qua provo a sintetizzare: le strade che si possono configurare sono due. O la donna decide di voler interrompere la gravidanza, e anche per questo io credo che il ruolo del consultore familiare sia un ruolo importantissimo, che è dato dal fatto di dare la possibilità a questa persona di poter essere accompagnata in questa scelta. Sottolineo accompagnata e non sostituirsi, non indirizzare. Lo dico attraverso anche un aspetto pratico, concreto,
Nel momento in cui la donna riceve la rifertazione, l'ecografia, insomma uno stato di gravidanza e decide di interrompere la gravidanza, è vero che le chiediamo uno sforzo che è quello di tornare magari il giorno dopo o a distanza di pochi giorni dal momento in cui ha la rifertazione per poter parlare con lo psicologo, con l'assistente sociale, ma questo è perché abbiamo come obiettivo quello di dare alla donna il tempo per poter prendersi il suo tempo per riflettere rispetto a una scelta che andrà a prendere e poi accompagnarla ovviamente in questo percorso. L'altra diramazione che potrebbe esserci è tutelare comunque il portare a termine la gravidanza, ma garantendo l'anonimato. Quindi è stato costituito ormai da anni a questa parte un protocollo che prende il nome mamma segreta o comunque minore non riconosciuto alla nascita, che permette alla donna che arriva al consultore familiare e che dice io voglio portare a termine la gravidanza, ma non mi sento in grado, non mi sento nelle condizioni di poter farmi carico di quello che appunto sarà mia figlia, e quindi voglio portare a termine la gravidanza ma non voglio riconoscerlo. Vengono messe in atto tutte le attività necessarie per secretare, come dire, tutti i dati che la riguardano, in modo tale che possa partorire in pieno anonimato, ovviamente informandola su tutti i riferimenti legislativi che le garantiscono, insomma, ecco, tutti i passaggi necessari. Il bambina che nasce viene ovviamente accolto all'interno del reparto di pediatria, insomma, neonatale del relativo ospedale, dove rimane in attesa che vengano espletate quelle che sono le pratiche, diciamo così, giuridiche, affinché poi lui possa essere riconosciuto in stato di abbandono, dichiarato adottabile e poi andare in adozione. Perché un'altra attività che viene svolta all'interno del consultorio familiare, che nello specifico in questa area, diciamo, territoriale, vede la costituzione di un vero e proprio servizio specifico, è tutto il tema delle adozioni. Quindi la costituzione di un servizio che ha come compito quello di accogliere le richieste delle persone che intendono mettersi alla prova in questa dimensione, insomma, adottiva, e quindi poi essere inserite in quella che viene definita la banca dati dei tribunali, affinché possano essere chiamate e contattate nel momento in cui vi è un bambino che è in stato di abbandono e che quindi viene dichiarato appunto adottabile. Ecco, questo per dirvi che il panorama dei consultori familiari è un panorama che dal mio punto di vista è molto vasto, molto complesso, dove la figura dello psicologo, io l'ho specificata per quanto riguarda il momento dell'accompagnamento alla scelta se portare avanti la gravidanza oppure no, ma credo che possa essere, diciamo, allargabile, no? Nel senso, in tutte le attività che lo psicologo fa, che è quello di permettere alle persone di fare delle riflessioni sul proprio stile di vita, allargare le proprie prospettive e non assolutamente sostituirsi nelle scelte e nelle decisioni, bensì, ripeto, portare le persone a fare delle riflessioni e prendere delle scelte che siano consapevoli. Perché se questo non avviene, e questo me lo dicono le colleghe, il rischio è che se ci sono scelte frettolose in un senso o nell'altro, poi ci sono dei riverberi successivi importanti, che possono essere donne che sviluppano sensi di colpa per la scelta fatta, o ci possono essere bambini che risentono il fatto che i genitori non erano pronti a esercitare una loro funzione genitoriale e che quindi vanno incontro a tutte quelle traiettorie evolutive che sono, sintetizzo, classificabili all'interno dei cosiddetti disturbi da trauma dello sviluppo. Bene, scusi. Sì, no, mi fermo qua. Allora, mi sento di fare una veloce considerazione. Intanto mi ha colpito molto quando lei ha insistito, e per ben 2 volte, accompagnare e non sostituire, perché poi l'obiettivo di questo webinar era quello di informare proprio perché è un diritto, noi stiamo parlando di una legge che è un diritto, quindi informare per scegliere in maniera consapevole. E direi che con le vostre relazioni non abbiamo lasciato davvero vuoti, perché abbiamo affrontato l'aspetto giuridico, legislativo, storico, l'aspetto emotivo, abbiamo affrontato poi l'aspetto, siamo entrati nei consultori, perché non è così scontato conoscere tutta l'attività, soprattutto quando si parla, magari la conosciamo di più quando si parla
di assistenza a coloro che vogliono portare avanti una gravidanza, un po' meno magari invece di quella parte di donne che hanno dei dubbi, che hanno delle perplessità. Insomma, quindi è stato anche molto utile capire. Io mi auguro che questo webinar, che rimarrà sul nostro canale YouTube, quindi potete digitare Legge 194, cosa sappiamo, Cantiere delle Donne, lo possono vedere anche delle giovani donne, perché è istruttivo e informativo. Vi lascio con una considerazione molto veloce. Ne abbiamo parlato anche ieri, insomma, con l'avvocata Gislon. Ecco, l'associazione Luca Coscioni ha tracciato un'interessante mappa degli stati dove l'aborto è legale, o meglio, dove l'anno in cui poi l'aborto è diventato legale. Ecco, l'Italia è tra i primi stati nel 1978 con la Croazia, la Grecia, e però il primo, come già citava anche l'avvocato e anche forse l'avete detto voi, è in assoluto il Regno Unito nel 1967. Siamo davvero molto indietro, nel senso, e avanti, non so quale sia il termine più giusto nella storia. Poi è seguito dalla Finlandia nel 1970, Danimarca 1973, Svezia 74, Austria 75. Qui siamo nell'Europa del Nord. Poi la Francia nel 2001, Spagna 2010, Portogallo 2015, Cipro 2018. Anche qui è una data abbastanza in mezzo, cioè negli anni 80 ci stanno i paesi dell'est come la Romania, la Bulgaria, l'Ungheria e la Polonia. Ecco, questo solo per dare per fare una carrellata, insomma, di come è stata recepita e accolta questa legge nei tempi e nella storia. Non vedo più l'avvocata Gislon, qualcosa. Ecco, non so se avete, noi siamo in conclusione, magari aspettiamo, forse c'è stata una caduta di tensione, diciamo, della rete. Non so se avete un minuto per concludere. Avete qualcosa da aggiungere? Ci auguriamo qualcosa? Ecco, intanto io cerco di capire che cosa. Del Novecento l'hanno determinata le donne, i movimenti delle donne, perché la maternità, che era fino ad allora dichiarata destino biologico delle donne, no, pensate alla non scelta delle nostre nonne e delle nostre madri, no? Finalmente è diventata una scelta libera e consapevole che donne e in poi coppie hanno potuto esercitare. Viene riconosciuto proprio questo cambiamento epocale nella sessualità, nella libera scelta, nel decidere se diventare o no mamma. Hai detto bene, Lucia, perché non è una cosa che riguarda solo la donna, ma riguarda anche la coppia, cioè nel senso sono decisioni. Allora, intanto io mi faccio portavoce di Francesca Gislon, hanno avuto un problema proprio di corrente, l'ho detto così, ma proprio di corrente, quindi si scusa per questa interruzione, diciamo così netta. Noi invece la ringraziamo per il suo intervento, per l'apporto che ha portato il giro di parole in questo webinar. Ringrazio anche voi, ricordo il dottor Barsotti e Riccardo Barsotti, psicologo psicoterapeuta e Lucia Basso. Io spero che questo sia il primo di una lunga serie. Saluto tutti quelli che ci stanno seguendo e anche quelli che ci seguiranno poi con la registrazione che rimarrà. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie ancora, buonasera a tutti.